Insegno i giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno al professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia all'Università Bocconi, che come tutti i venerdì alle 10:30 è con noi e lo ringrazio per questo. Buongiorno professore. Buongiorno. Ciao Fabrizio. Voi, buongiorno Giulio, buongiorno agli ascoltatori. Allora, partiamo oggi, se ce la facciamo, uniamo due argomenti che ci portano anche sulla politica interna, però partiamo da un articolo che è uscito ieri sull'Opinione delle Libertà, opinione.it, a tua firma, professore, dedicato a ciò di cui si è molto discusso in questi giorni, vale a dire le parole di James David Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, che ha parlato a Monaco alla conferenza sulla sicurezza e ha detto in maniera molto chiara quel che pensa dell'Unione Europea. Gli Stati europei sono guidati da premier che si sono risvegliati di colpo dopo queste parole, dopo 3 anni, perlomeno se prendiamo come orizzonte quello della guerra russo-ucraina, 3 anni di sostanziale inanità, e insomma Vance li ha risvegliati tutti d'un colpo perché ha detto l'Europa è messa male sostanzialmente, sembra più preoccupata di reprimere il dissenso al suo interno che di difendere i suoi valori, che poi sono anche i nostri, ha detto sostanzialmente Vance. Ecco, tu sei partito da qui, per ricavarne che cosa, professore? Così entriamo nel vivo della discussione. Allora, di fronte a questo intervento di Vance ci sono state delle posizioni di critica per l'eccessiva posizione di Vance nei confronti dell'Europa e ci sono state delle posizioni di difesa come quella del nostro governo dicendo che alcune parti del discorso di Vance andavano accettate. Ora, entrambe le posizioni partono da un'analisi non completa della cosa, per cui in realtà il problema di Vance, il problema dei Vance e dell'Europa è quello che l'Europa durante il periodo di Biden è in modo direi assolutamente passivo, insomma, no? Quindi ha subito una colonizzazione culturale da parte degli Stati Uniti. L'Europa non ha mostrato un minimo di autonomia, di indipendenza critica, di valutazione delle istanze che venivano promosse dal governo Biden e quindi parliamo dell'economia green, parliamo delle auto elettriche, parliamo della cultura woke con tutta la difesa dei diritti, delle libertà, ma anche coi diritti della LGBTQ, quindi che sono stati esplosi da questo punto di vista. Abbiamo subito una posizione di assoluta dipendenza per quanto riguarda la guerra in Ucraina e quindi abbiamo accettato senza mettere in discussione che poteva essere forse evitata la guerra come dice Trump oggi, perché alla fine noi arriveremo a una soluzione che è esattamente quella proposta che doveva essere negoziata e accettata all'inizio della guerra e questo rivelerebbe che la guerra di per sé è stata inutile se non per i drammi che ha creato. Quindi noi abbiamo subito un aspetto, abbiamo subito con con una passività inaccettabile gli ordini della Casa Bianca, dei neocon conservatori americani e del Pentagono. Quindi ci siamo adattati a tutto. Ora Trump volta pagina e di fatto condanna totalmente tutte le azioni promosse dall'amministrazione Biden e quindi condanna la cultura woke, blocca le assunzioni dei transgender, considera che ci siano solo 2 sessi, il maschile e il femminile negli Stati Uniti, blocca l'aborto, interviene sui confini, peraltro erano già intervenuti sia Obama che Clinton che Biden
e poi soprattutto dichiara di volere chiudere la guerra in Ucraina, Ecco. ed avviare un accordo diretto fra Stati Uniti e Russia, Putin, escludendo l'Europa. E questo è il punto centrale, diciamo, del momento, Sì, no? questo è il punto centrale, perché alla fine noi ci troviamo in una situazione di aver ubbidito a Biden, scambiandoci in continuazione le offerte a Zelensky, aumentiamo le armi, aumentiamo le sanzioni a Putin, aumentiamo le risorse economiche all'Ucraina, ed è stata una comparsata continua di Zelensky sulle televisioni, nei consigli dei parlamenti, all'Unione Europea, agli Stati Uniti, al Congresso. Quindi Zelensky è stata una sorta di Madonna pellegrina, insomma, no? Che è stata seguita da tutte le parti. Ora, Trump, di fronte a questa Madonna pellegrina, dice: tu sei uno che di fatto sei un dittatore, non sei stato eletto perché sei scaduto e oggi rimani lì solo perché hai messo una ferrea legge marziale, e sei un comico di secondo piano. Quindi questo di fatto mette l'Europa con le spalle contro il muro. Quindi tu, Europa, che ti sei acclamato Zelensky portandolo sulle spalle, e ti ritrovi uno che ti dice: no, adesso questo qua non si fa più. Ma la situazione drammatica qual è? Che tu, Europa, hai appoggiato in pieno, senza nessuna critica, senza nessuna proposta contraddittoria rispetto Beh, diciamo alle per questioni certi valide. versi, professore, che le parole di Vance sono state meno crude di quelle di Victoria Nuland rispetto all'Europa, no? Perché la diplomatica incaricata da Obama per le questioni europee sulla questione ucraina disse: l'Unione Europea si fotta, no? Sì, Eh, ecco. mentre diciamo, Vance è stato forse un pochino meno diretto. Allora, che differenza c'è fra il si fotta di Obama e le parole di Vance, secondo te? Allora, In tema di rapporto con l'Europa. allora Perché alla fine, la posizione di Trump e la posizione di Obama, poi in realtà Biden non è stato con una fotocopia del governo di Obama. Allora, il governo di Obama ha messo in piedi, e questo l'abbiamo detto in altre trasmissioni, una situazione funzionale a provocare Putin. Quindi la Victoria Nuland, che è una neocon bellicista, che ha avuto ruoli importanti con Dick Cheney, ha avuto ruoli importanti nella guerra della Serbia, nella guerra dell'Afghanistan, nella guerra dell'Iraq e nella Libia, venne inviata da Obama a fine del 2013 con l'obiettivo di destabilizzare l'Unione Ucraina, e lei la prima cosa che fa era quella di far saltare il presidente regolarmente eletto in Ucraina, Yanukovych, e quando l'ambasciatore americano gli ricorda insomma che c'era anche l'Europa, lei ha detto quello che hai ripetuto tu, cioè che l'Europa si fotta sostanzialmente, che venne registrato ed era andato su tutti i giornali. Però siccome il vento era quello, nessuno ha detto nulla. La Nuland, con l'obiettivo, ha inscenato e ha messo in piedi la rivoluzione di Maidan, dove ricordo che i proiettili raccolti e sparati da soldati non rispondevano né all'Unione Ucraina né alla Russia, quindi erano dei mercenari che probabilmente hanno sparato per creare questa rivolta a Maidan e mettere sostanzialmente la zona russofona del Donetsk sotto controllo e sotto scacco. Quindi lì è avvenuta un'aggressione in tutti i sensi, perché quella zona è russofona, parlava la Russia, e la legge nuova di imposizione di un orientamento ucraino ha per esempio cambiato tutti i libri di scuola, per cui dalla lingua russa sono stati passati nella lingua ucraina. Ci sono state queste milizie, fra virgolette, naziste, che hanno attaccato la zona russa creando migliaia di morti. Questa è la realtà. Finché Putin ha cercato, con gli accordi di Kiev
di sistemare, di calmare, di creare una situazione di cuscinetto col Donetsk, che non è riuscito. Quindi lui a un certo punto ha fatto questa drammatica invasione che ci ha portato alla guerra. L'obiettivo di Biden e dei neocon americani era quello di fare, fra virgolette, alla Russia una guerra per procura, con l'obiettivo di arrivare a destabilizzare la Russia per sostanzialmente dividerla. Se uno guarda la carta geografica rimane colpito dalla grandezza della Russia, è il paese più grande del mondo, con un'estensione che va dall'Europa, va al Giappone, quindi sopra la Cina, è un paese immenso, ricco di territori, ricco di materie prime, di tutte le sostanze importanti, e l'obiettivo probabilmente era quello di frazionare la Russia. Nessuno è mai riuscito a farlo, non è riuscito Napoleone, non è riuscito Hitler, e la Russia non ha mai attaccato nessuno, ha attaccato l'Afghanistan, questo sì, ma ha capito che aveva fatto un errore, e questo l'ha capito troppo tardi. Quindi da un certo punto di vista la differenza fra Trump e Biden è che Biden ha voluto creare, è stato diciamo Obama che ha creato le condizioni perché Putin esplodesse con un'ira dannosa, insomma, come è stata, insomma, no? Mentre Trump aveva sempre detto: se io ci fossi stato la guerra non ci sarebbe stata. Questo ecco, quello che adesso è venuto fuori proprio esplicitamente è proprio questo. Entro Pasqua noi facciamo la pace e di nuovo l'Unione Europea si fotta, diciamo, per usare l'elegante linguaggio della signora Newland, sotto altri cieli politici, sotto altri orizzonti politici, ma il concetto è sempre quello, perché anche tu scrivi nell'articolo sull'opinione che alla fine l'Unione Europea è totalmente irrilevante. Con la presidenza von der Leyen ha assunto un ruolo, tu scrivi, di sudditanza, ed è finita lì. E quindi è un po' tardiva, diciamo, questa resipiscenza dei leader europei che dicono: ma come ti permetti? Come ti permetti di cosa? Questo dimostra la inadeguatezza, e questo è importante, perché dimostra la inadeguatezza della governance della Commissione europea. E qui ritorniamo al punto centrale. Allora, la Ursula von der Leyen è stata eletta al governo della Commissione europea esattamente nello stesso periodo in cui Biden è stato eletto presidente degli Stati Uniti, e ha svolto una missione di governo dell'Unione Europea, come abbiamo già detto, di totale sottomissione agli interessi americani. E questo è estremamente grave, perché se tu non hai una tua autonomia, una tua indipendenza, e metterti in una posizione di confronto costruttivo con l'interparte, tu ti dimostri un alleato suddito sostanzialmente. E la governance della von der Leyen è stata assolutamente dipendente, senza nessuna modalità di opposizione, e è stata la prima ad andare a Kiev, ad accogliere Kiev, eccetera. Si è mostrata suddita e ha messo l'Europa in una situazione oggettiva di difficoltà, perché nel momento in cui Trump volta pagina, tu Europa sei legata mani e piedi per quello che hai fatto a una missione che è l'opposto di quella di Trump. E quindi il problema è oggi: tu Europa che cosa fai? Qual è la tua responsabilità? La tua responsabilità è quella di prendere atto che tu non puoi governare un paese in modo vassallo rispetto ad un altro. Tu sei un alleato degli Stati Uniti, non sei un dipendente da mettere a Guantanamo. Quindi sostanzialmente il problema vero è questo. Poi gli Stati Uniti dimostrano ancora una volta questa politica autoritaria e bellicista, meno con Trump, ma diciamo dal 2000-2001, quando l'orientamento degli Stati Uniti è stato governato dai neocon bellicisti, e quindi abbiamo la Nuland, abbiamo Cheney, abbiamo insomma avuto tutta una serie di personaggi destabilizzanti, e i risultati drammatici di questo governo bellicista è che gli Stati Uniti hanno mosso guerre in Medio Oriente soprattutto. Prima l'avevano mossa a Vietnam e poi sono scappati lasciando lì
nei pasticci e nel dramma dei Viet Cong tutta la popolazione del Sud Vietnam. C'è stata poi la storia della Serbia, della Jugoslavia, che è stata attaccata e lasciata in brandelli. La stessa cosa è successa in Afghanistan, in Iraq, dove sono stati milioni di morti, e alla fine che cosa è successo? Che il portare la democrazia ha portato solo la rovina, i pericoli, i drammi, morti di famiglie, di vecchi, di bambini. La stessa cosa è successa in Libia, cioè in Libia c'è stato l'attacco a cui l'ONU non ha saputo rispondere, l'Italia si è trovata in un conflitto che non voleva, perché Berlusconi noi eravamo, fra virgolette, amici di Gheddafi, e siamo subiti perché ne prendevamo anche il petrolio, insomma, no? Poi la Francia, per seguire le ambizioni della Total, cioè la sua azienda energetica, l'Inghilterra, come sempre presente in questi drammi, e gli Stati Uniti hanno raso al suolo la Libia di Gheddafi, rendendola una guerra fra famiglie all'interno della Libia, sostanzialmente. Quindi questo è un fatto importante. La von der Leyen si trova in una situazione di grande difficoltà. Perché? Perché la von der Leyen è stata eletta con una maggioranza perdente, perché quando lei è stata eletta per la seconda volta al governo del Parlamento europeo è stata appoggiata da Macron, da Scholz, che sono stati i principali sostenitori della sua candidatura. Ma mentre lei veniva nominata a tutti gli effetti, che cosa si è verificata nell'Unione Europea? Una progressiva deriva verso il centrodestra, in particolare in Francia con la Le Pen, con la sua Rassemblement National, e in Germania con AfD, Alternative für Deutschland, della destra, insomma, no? E contemporaneamente in Austria è stato eletto un governo di destra, Orbán ha manifestato, abbiamo avuto i problemi della Romania, il cui esito referendario è stato cancellato costituzionalmente per dei social che dicevano che ci sarebbe stato un intervento della Russia. Quindi, di fatto, la von der Leyen è stata eletta da una maggioranza che è diventata minoranza. Quindi lei oggi si trova prigioniera, no? Con un governo che lei ha, che di fatto non rappresenta più le tendenze verso destra del Parlamento europeo. E che cosa ha fatto di dannoso rispetto al Sud Italia, al Sud Europa, quindi Italia, quindi Spagna, Francia? Lei si è circondata di consiglieri dei baltici, e quindi abbiamo l'Estonia, abbiamo la Lettonia, abbiamo la Lituania, quindi abbiamo delle figure peraltro che rappresentano un totale di persone che sono simili a quelli della città di Roma, insomma, no? Quindi noi abbiamo una Callas, che è una Lestone, che dice che dobbiamo prepararci per fare guerra alla Russia, e questi qua si sono mossi dicendo noi dobbiamo prepararci perché la Russia ci farà guerra. L'ultimo problema della Russia è fare guerra all'Europa, non ha nessun senso questo, insomma, no? Che poi anche Draghi intervenga dicendo noi dobbiamo mettere in conto 600-700 miliardi, di cui una parte per la difesa. Evidentemente qui noi ci stiamo, non so che cosa sta ragionando. Ecco, in questo quadro, professore, che impressione ti hanno fatto le parole di Mattarella che ha paragonato Putin a Hitler? Nell'80°, tra l'altro, della liberazione dell'Europa dal nazismo nel 1945, che in Russia si appresta a celebrare con grandissima enfasi, perfino eccessiva per carità, però insomma sono 27 milioni di morti russi nella seconda guerra mondiale, è il paese che ha perso più civili e più militari in assoluto, no? A fine 1945, no? Io l'ho trovata, se la poteva evitare, d'accordo, se la poteva evitare dicendo la medesima cosa in altri termini, ma lui ha fatto riferimento a un fatto storico
in cui ci ha visto coprotagonisti, perché l'invasione della Russia è stata fatta dai tedeschi dall'Italia, perché anche noi abbiamo avuto una campagna militare in Russia dove abbiamo lasciato un sacco di morti. E se vogliamo, diciamo, non è proprio corretto quello che ha detto il Presidente, che è stata la prima infrazione, quella dell'invasione russa sull'Ucraina dalla fine della guerra. Non è vero, perché era lui stesso vicepresidente del Consiglio e ministro della Difesa quando noi, di nuovo, insieme ad altri, facemmo guerra, insieme agli Stati Uniti e ad altri, alla NATO, contro la Serbia. Bombardammo la Serbia con Sì, morti e civili, sì. no? Sì, due indicazioni. Allora, per quanto riguarda la prima affermazione, cioè dell'Ucraina, allora, bisogna dire la verità, e cioè la verità è che l'Ucraina, quando è stata invasa dai tedeschi, si è alleata ai tedeschi, e quindi questo loro rappresentante Bandera, no, che era un ucraino nazista, si era legato ai nazisti, si era legato all'SS. Quindi l'Ucraina ha sposato l'invasione, paradossalmente l'Ucraina ha sposato l'invasione tedesca e ha condiviso le forze armate tedesche, per cui questo Bandera, che viene fra virgolette idolatrato in Ucraina, era un nazista. Questa è la realtà dei fatti, e diverse formazioni di combattimento nella guerra in Ucraina sono di questa derivazione, insomma, no? Quindi questo è stato un fatto. L'altro aspetto della guerra in Serbia ricorda un brutto fatto, sostanzialmente. La guerra in Serbia poteva essere evitata se al famoso congresso, credo, di Versailles avessero raggiunto un accordo, come era nelle condizioni di poterlo fare, però l'interesse era quello di frazionare la Jugoslavia, esattamente come l'idea forse era quella di frazionare la Russia. La segretaria di Stato allora di Clinton era un soggetto molto particolare, che era la Madeleine Albright. La Madeleine Albright, che era un soggetto estremamente bellicoso, e quando le venne chiesto, ma insomma voi state bombardando la Jugoslavia, Sarajevo, eccetera, e ci sono morti bambini, ci sono morti donne, ci sono morti anziani, e lei ha guardato l'interlocutore e gli ha detto, vabbè, questi sono danni collaterali, no? Quindi sono danni collaterali, e quindi i danni collaterali. Professore, adesso mi dicono dalla regia che c'è una telefonata in attesa. Io non ho annunciato l'apertura delle linee, ma lo facciamo perché abbiamo pochi minuti prima di concludere. Comunque, se qualcuno vuole intervenire in diretta col professor Fabrizio Pezzani, può farlo chiamando allo 02 92 94 7222. I messaggi via WhatsApp al 340 6709 659. Sentiamo chi è in linea allora. Pronto? Sì, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi da Como. Buongiorno. Buongiorno, saluto professor Pezzani. Senta, questa mattina sulla 7 c'era Sylvie Goulard, che è un pezzo grosso della Comunità Europea, amica di Prodi, che presentava un libro con la prefazione di Prodi, dove si diceva è grande da morire, cioè l'Europa grande da morire, nel senso che un allargamento ulteriore dell'Europa avrebbe portato alla sua morte. Queste cose erano cose che diceva già Maurice Duverger, che è un costituzionalista francese, 20 anni fa. Cioè lui diceva da 6 a 16 a 27. Così vuol dire diluire l'Europa e ucciderla. Allora, quello che io mi chiedo, se è possibile che dopo 20 anni un pezzo grosso dell'Unione Europea come Sylvie Goulard della Bocconi scriva un libro così inutile sull'allargamento dell'Europa. Questo dimostra che l'Europa è capolinea, che non ne azzecca una. Poi volevo dire, i problemi dell'Italia sono che nel 2005 c'era 1,5 milioni di persone in povertà assoluta, adesso i milioni di persone in povertà assoluta in Italia sono 6. Sono questi i problemi dell'Europa, non quelli delle elite europee. Grazie, buongiorno. Ecco, tra l'altro, professore Giampaolo ci ha appena detto quello che tu scrivi, in altre parole, anche nell'articolo su opinione.it. La situazione dell'Europa, tu scrivi, è da manuale per la rappresentazione del ciclo di vita delle società che collassano quando le elite al potere perdono la capacità di affrontare le sfide imposte dalla storia e si affidano la loro legittimazione all'occupazione del potere. Questo nei secoli è sempre l'inizio della fine.
Che mi sembra esattamente ciò che ha appena detto anche l'ascoltatore, in altro modo, no? Esattamente così, cioè tutte le civiltà da 2000 anni a questa parte hanno un ciclo di vita che si ripete, è sempre stato così, cioè io ho fatto questa analisi. Perdonami professore, perché mi segnalano un'altra telefonata, quindi evitiamo di far Prego. attendere gli ascoltatori, ma poi riprendiamo le fila del discorso nei pochi minuti che ci restano. Sentiamo. Pronto? Sono Gianni da Genova, buongiorno, Buongiorno. Giulio, e un caro saluto al professor Fabrizio Pezzani, che è sorgente pura nella radio quando interviene, anche quella mezz'ora che vale più di mille ore di certi programmi schifosi che fanno le TV nazionali e Mediaset e compagnia cantante. Volevo appunto ricordare che nella battaglia di Stalingrado il popolo russo ha lasciato sul campo più di 1 milione di persone tra civili e militari ed sono stati determinanti per la sconfitta dei nazisti. Quindi se noi non andiamo più con i baffetti e con la cosa, lo dobbiamo anche al popolo russo. È una cosa vergognosa qui in Europa come si stanno continuando a comportare a partire dal Quirinale e compagnia cantante, che si continua a perseverare negli errori. E sarà opportuno riprendere i collegamenti con la Russia e riprendere il nostro in due per la nostra economia e per fare un po' i nostri interessi, che non sono mai stati fatti grazie a questa politica che abbiamo qua in Italia di politicanti. Grazie. Un saluto e un abbraccio. Grazie. Sono d'accordo. Abbiamo ancora un'ultima telefonata, poi ti lascio la parola per concludere, professore. Sentiamo, pronto? Sì, buongiorno direttore, sono Luca da Cori. Buongiorno. Sono totalmente d'accordo con il suo ospite su tutto quello che ha detto. Vorrei fare 2 precisazioni. Che il famoso fuck the way della Victoria Nuland era in merito all'ingresso nel governo ucraino di partiti di estrema destra vicini, diciamo, a posizioni davvero estremiste. E la seconda, un'altra cosa era che Zelensky, appena eletto in Parlamento, il primo discorso che fece, disse che il suo primo obiettivo sarebbe stato quello di mettere fine alla guerra nel Donbass, cosa come abbiamo visto come è finita, e che lo scopo della guerra per procura degli Stati Uniti era prima di tutto di tagliare quel cordone ombelicale che legava la Russia alla Germania e all'Europa, che era il gasdotto Nord Stream, che è stato fatto saltare dagli Stati Uniti con la manovalanza ucraina. Grazie direttore. Allora, abbiamo un minuto. È così, non c'è nulla da aggiungere. Allora, vorrei chiudere con l'osservazione della ripresa. Le società collassano sempre allo stesso modo. Io ho fatto un articolo, e forse te l'avevo girato Giulio, in cui confrontavo il declino dell'impero romano d'Occidente nel 400 d.C., il declino dell'impero romano d'Oriente nel 1400 d.C., il declino dell'impero sovietico nel 1989 e il declino attuale degli Stati Uniti. Se noi confrontiamo le condizioni che hanno generato e hanno accompagnato il declino di questa storia, vuol dire, significa che la storia si ripete, come diceva Giambattista Vico, insomma, perché l'uomo è sempre così, cioè le civiltà crescono, aumentano e poi arrivano a un punto di massima e poi collassano. E così è l'Occidente. Cioè l'Occidente oggi si trova alla fine di una storia. Le caratteristiche sono esattamente queste, cioè abbiamo innanzitutto un crollo delle nascite, quindi abbiamo una crisi demografica e questo si è sempre verificato. Abbiamo una incapacità da parte di chi è il governo di avere idee nuove, di affrontare la realtà e di non rinchiudersi su se stesso, generando il suo potere attraverso un'occupazione sistematica dell'informazione. Abbiamo una forma di cultura estremamente materialista, il tardo impero romano è uguale al nostro, come lo descriveva Giambattista Vico, quindi abbiamo un impero in cui prevale l'interesse personale a scapito di quello del bene comune e ci siamo arrivati, se prendiamo l'Italia del dopoguerra, con Einaudi, con De Gasperi, con queste figure, era un'Italia in cui
è sempre stato così, sono 2000 anni che è così, e cioè che le società vanno avanti grazie a delle minoranze creative che sono avversate dai governi in carica. Perché? Perché dicono la verità. Ecco, perché professore, dobbiamo chiudere, dobbiamo salutarci perché siamo già alle 11:01. Poi avremo modo di riprendere questo discorso, ma credo che sia stato anche utile il contributo degli ascoltatori stamani. Fondamentale. Intanto ti ringrazio, io ringrazio coloro che ci hanno seguito, ringrazio il professor Fabrizio Pezzani. Del PD e della Patrimoniale magari parliamo settimana prossima, perché scendiamo sul terreno interno della politica interna. Anche di Milei che cade nella trappola dei Bitcoin. E i Bitcoin. Bene, grazie al professor Pezzani e grazie a tutti. Buona mattina. Grazie Giulio, arrivederci. Avete ascoltato